Buongiorno, oggi è lunedì, sto vagando per la casa senza una meta e sto cercando di concentrarmi e fare quel che devo fare, cioè vestirmi. Dovrei andare dal medico oggi, come vi ho detto nel vlog del sabato domenica, ma non so perché sono già in ritardo, quindi non so se vado. Eccomi qua. Allora, non sono andata dal medico perché sono venuta qui sono andata in posta perché dovevo pagare una rata, una delle tre rate sapete, che sono andata a fare la dichiarazione dei redditi, devo ridare indietro i soldi, ecco, quelle rate lì. E quindi sono andata giù, faccio per pagare, non ho potuto fare niente perché il tipo che mi ha fatto le carte, mi ha stampato i moduli F24, ha sbagliato a stamparli, mi ha fatto fronte e retro, cioè non puoi, sai che devono essere tre moduli divisi, vabbè, tre fogli divisi, e quindi la tizia, la signora lì in posta, che è di Vodo, mi ha dato i fogli da compilare. Sono tornata giù in posta con lei, con mia mamma. C'era un tizio che a quest'ora, cioè alle 10 e qualcosa, non vai a fare cose lunghe, perché la gente che va dalle 10 in poi in posta vuol dire che ha fretta. Vai la mattina presto, io sono di quest'idea, dovrebbero fare fino a una certa ora, puoi fare le pratiche quelle lunghe, tipo aprire i conti, eccetera, eccetera. Poi da una certa ora in poi no, perché la gente ha fretta, va lì perché ha fretta. So che in città è diverso, però qui c'è uno sportello unico, se una persona sta lì un'ora per fare una cosa, veramente diventa eterno. Anche perché la posta qui non è aperta neanche tutti i giorni, di conseguenza è ancora più un problema. Adesso vado all'Eurospin con mia mamma. Suona mezzogiorno, ho aperto tutte le finestre, sono a casa e adesso preparo subito la tavola. Tanto non so a che ora arriva mio moroso, quindi posso andare con calma come posso avere una fretta tremenda, quindi non so cosa avere, se calma o fretta. La panna si è già distesa. Lei non aspetta altro. Ho fatto praticamente tutto, adesso devo solo stendere perché la lavatrice sì, è finita, che bello, così stendo e ho tutta una corrente d'aria qui in casa. Io adoro avere corrente d'aria. Allora, qua posso spegnere l'acqua, io chiudo sempre l'acqua della lavatrice, poi spegniamo la lavatrice. Ok, il mio moroso oggi è arrivato a casa con vi appoggio qui sulla lavatrice. Mi è arrivato a casa con un po' di magliette nuove, tre magliette nuove, quelle del lavoro, e quindi gliele ho già lavate perché dovevo lavargli il gilet, questo qua giallo, che alla fine è ancora sporco, mi sa. E non viene via, ho messo anche lo sgrassatore, ma quando si riempie di olio, di grasso, non viene più via. E niente, così ho approfittato a fare la lavatrice. Questo è un pezzo di lavatrice. Oddio, e questo da dove viene? Andiamo a stendere, panna, panna. Andiamo a stendere. No, lei è qua che gira come una vagabonda perché vuole mangiare. Gli altri due dove sono? Non so dove ho gli altri due gatti. Angela. No, 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 Angela. Angela. Buongiorno, faccia sconvolta, ma sconvolta a dir poco, capelli sconvolti, sono quasi le 8:30. Oh, ieri mi sono dimenticata di registrare pomeriggio. Allora, pomeriggio sono stata dai miei, poi sono dovuta andare in farmacia perché sono andata a vedere di una cosa e l'ho ordinata. Al ritorno mi ha fermata la polizia, tutto a posto, per fortuna avevo la carta dell'assicurazione in macchina. Poi mi sono fermata dal medico, vi ho detto ieri mattina non sono riuscita, quindi sono andata ieri pomeriggio e sì, ho congiuntivite allergica, comunque devo mettere il collirio ogni giorno, eccetera, quello è il cortisone. E solo che brucia tremendamente, l'ho messo ieri sera, è stato un disastro, veramente, bruciava tantissimo. Non so se è normale. E io sto facendo il riso, devo bollire il riso perché così preparo già il pranzo per oggi.
e faccio il riso freddo. Dopo il medico sono andata in farmacia a prendermi subito il collirio, che è stato 13 euro. In realtà l'ho pagato di più in farmacia, tipo 14,80 euro, e invece sulla scatola c'è scritto 13,50 euro. Sono tornata dai miei e ho archiviato tutte le foto, tutti i video di mia mamma in ordine nel computer, perché aveva il telefono completamente pieno, non ci stava più niente, non riusciva a fare più niente, e si sa che quando il telefono è pieno non riesci neanche a fare le minime cose perché si blocca, ecco. Quindi niente, ho fatto questo lavoretto, finalmente, adesso ho il telefono vuoto da foto e video. Io faccio bollire il riso e poi lo condisco con questo della Bonduelle, che mi piace molto. Ecco fatto, ho assaggiato il riso, io lo mangerei già adesso. No, adesso lo metto in frigo e è pronto. Sì, lo metto in frigo se trovo il posto per metterlo, però. Al piccolo piace stare lì, adesso si è alzato. Alla mattina sta lì perché c'è la finestra aperta, lui guarda fuori, ci sono gli uccellini. E allora gli piace stare qua sul tappeto rosso, perché lui guarda in alto e vede il cielo e vede la grondaia dove vanno gli uccellini. Guarda, si stanno riprendendo i fiori, dai. L'outfit di oggi, la salopette a gonna, che mi sta anche un po' larga, poi semplicemente il costume sotto, poi ho la moletta per i capelli, poi ho messo questo qui sopra, che arriva sotto, in modo da coprire un po', perché devo andare in farmacia, insomma. E niente, ho lasciato i capelli sciolti, visto che sono abbastanza decenti oggi, li ho lasciati sciolti, e ho messo i miei soliti orecchini, questi qua di perline. Non posso truccarmi perché mi sto curando gli occhi. Ciao Betty! Betty! Ciao Betty! Betta, vieni Betta! Il mio fifone. I gatti hanno tirato giochi ovunque, si sono dati alla pazza gioia oggi. Aspettate, ragiona. Allora, sono le 11:35 più o meno, 36. Non mi ricordo cosa dovevo dirvi di nuovo, vabbè. Mi è arrivato un pacco con 20.000 pacchetti dentro di Wish. Alla fine è comodo questo centrino. No, è comodo, devo dire, non è male. È stato un buon acquisto, dai. Mi sono dimenticata di tagliare dei fili. Ce li ho qua. Voi questo qua lo vedrete nel video Wish nel prossimo, quindi in agosto. In agosto ho messo 2 video Wish. Proprio ieri sera ho lavorato a computer e ho programmato i video e adesso ve lo dico anche subito se vi interessa. Il numero 9 l'ho messo il 5 agosto, l'altro video Wish l'ho messo il 17 di agosto. Agosto, se riesco, voglio fare qualche gita. So che agosto è il mese peggiore per fare le gite perché c'è veramente tantissima gente, spuntano fuori come formiche da qualsiasi posto, però alla fine la mia amica viene su in agosto e quindi finisce il cantiere adesso a fine luglio, che sta facendo un restauro, e quindi aspetto lei per andare a fare qualche gita, perché con lei posso andare durante la settimana, con mio amoroso posso andare solo la domenica. Poi se dovesse andare in porto il lavoro che vi ho detto, probabilmente non potrò andare durante la settimana, potrò andare solo la domenica o il pomeriggi, perché è un lavoro della mattina, insomma, non potrò, ma insomma quello è tutto in forse, quindi non mi fascio la testa prima del previsto. E niente, quindi se vi interessano i video haul Wish vi ho detto quando sono. Adesso mi accendo un po' di musica e ci vediamo forse pomeriggio e altrimenti domani. È ora di pranzo, io ho il mio riso. Alla fine ci ho aggiunto anche il tonno, non ve l'avevo detto, però nel riso ho messo anche il tonno oggi, perché ho detto, beh, mettiamoci ancora qualcosa, ho messo il tonno, vabbè. Quindi è ancora più sostanzioso. Buono. E poi ho preparato anche i cracker. Sono i cracker quelli al pomodoro, non so se è gusto pizza, c'è il piccolo che sta giocando, con spalmato sopra il formaggio fresco, quello senza lattosio che prendo da Alprix.
Buongiorno a tutti. Vado in gita, vado a Rifugio Venezia e da lì, se me la sento, continuo e vado sul Monte Pena. Non vloggerò perché farò un video a parte per questa gita. Sì, vi avevo già fatto uno o due video sul Rifugio Venezia. Comunque adesso mi sto preparando tutta la varia roba lì. Sono ancora in pigiama, sono in ritardo perché sono già le 6:30, io dovevo essere già partita a quest'ora. Eccomi qua che continuo il weekly, perché sono appena arrivata a casa, a 12:15, forse un attimino più tardi, e sono scesa e ho 2 vesciche di nuovo, due, di nuovo gli scarponi mi hanno fatto le vesciche, pazienza. Adesso devo aspettare che guariscano di nuovo queste 2 vesciche per poi poter andare a camminare di nuovo. Va bene, dai. Però se stanno poco a guarire come quelle dell'altra volta, cioè va bene, insomma. Panna è tutta che si rotola sul letto. Panna! Sei una super rotolona! Una super rotolona con la trippa. Oh mio Panni. È super contenta Panna perché sono tornata, Pepe anche. Il piccolino si porta via il cordone. È arrivata la degusta box, Ah, bravo il corriere. Va bene, niente. Bravo il corriere perché? Perché io l'ho detto nel video della gita. Ok, mi ha chiamata mentre ero su a Rifugio Venezia, proprio lì al rifugio ero. E mi ha chiamata, ma non c'è nessuno a casa. Ho detto no, non c'è nessuno. Non posso neanche venire a casa, insomma. E poi gli ho detto come fare per lasciarmi il pacco e boh, infatti l'ho trovato e è tutto a posto. Adesso apro tutte le finestre. Ho questo orecchio completamente tappato, il dislivello da partire lassù a scendere mi si è tappato completamente. Adesso sono ancora attiva, ma mi sa che pomeriggio crollo e quindi in caso ci vediamo domani. Buongiorno, sono le 8:30 e mi sono alzata da mezz'oretta. Volevo pulire casa, cioè, ecco, io oggi dovevo andare lassù. Ci sono quelle nuvolette, ma sono veramente nuvole innocue, ecco. Però non sono andata perché ieri ho fatto le vesciche, proprio sono fresche, quindi devo aspettare un po'. Lassù si può andare anche con le scarpe da ginnastica, Vi faccio vedere, ieri mi è arrivato il pacco di Zooplus. E se Panna mi fa camminare, qua devo lavare tutto, per cui passo l'aspirapolvere e poi butto in lavatrice. Praticamente mi è arrivato questo, che è un tiragraffi che fa da cuccia. Infatti Pepe ci ha dormito tantissimo ieri sera qui, tutta la sera ha dormito qua dentro. È tondo, quindi al centro è più basso e fa da cuccetta, vedete? Ha questa fantasia. E si fanno le unghie, è già tutto rotto perché Panna fa le unghie veramente intensamente rispetto agli altri. Pepe vi dà una dimostrazione? No, non la voglio. Panna, vieni a fare la dimostrazione qua. Dai, vieni. Bravissima. Vai. Seduta. Va bene, non fai le unghie, va bene lo stesso. Chi c'è là? Il piccolino. Ciao. Devo sistemare appunto qui. C'ho anche le cosine di Wish. Vi faccio vedere un'anteprima di quello che ho preso da Wish. Le ciabatte per l'inverno, perché ce le ho tutte distrutte quelle invernali. Belle sono. E poi avrete visto anche altro, cavolo. Ciao Panna! Non so che cosa sta facendo, è uscita. Stava ispezionando perché non c'è cuscino dentro, allora non era convinta. Vabbè. Bevo il power cocktail e mangio qualcosa. Cosa dite? Così è molto meglio, vero? Cioè, secondo me sì. Spolverato tutto con il mio amato pronto. No, secondo me è meglio. Ok, adesso devo capire dove mettere i diari. Le scatoline le ho messe qua di fianco, ma qua devo trovare un sistema per sistemare questa zona. Cerco di vestirmi perché devo per forza muovermi, devo andare a comprare il pane. Sono tornata a casa e sono via con mia mamma e non vi avevo più fatto vedere l'outfit di oggi. Pulizie ho deciso che le faccio pomeriggio. Sempre i miei soliti pantaloncini, questi qua.
E sopra ci ho messo questa canottiera, è di cotone, molto pesante. Ho il reggiseno, quello dell'Avon, quello sportivo. E sì, è trasparente, però non passa tanta aria, quindi tiene anche abbastanza... cioè, non è che si prende troppo freddo, ecco. E niente, quindi... Ah sì, poi ho messo questi orecchini. Sono questi qua. E adesso non mi ricordo se si chiamava modulo Roosevelt. Sì, non stanno male, dai. Quindi ho messo questi. Forse mi faccio sentire pomeriggio perché vi ho detto devo fare pulizie di casa. Tornata dal giro in macchina dal giro con mia mamma, e ho cambiato piercing, ho messo la pallina perché devo lavare l'altro. Lo volevo disinfettare un attimo e quindi ho deciso di mettere la pallina visto che, mamma mia, visto che ce l'ho. Ho preso questi per i talloni. Voglio provare a metterli negli scarponi. In realtà ne ho ordinati altri da Wish, fatti diversi per i talloni. E questi qua siamo stati dai cinesi, quindi costavano €1, li ho presi. E voglio vedere se funzionano. Ecco la panna nel nuovo tiragraffi. Dimostrazione di come si usa il tiragraffi nuovo. Così. Sì, fa anche da poltroncina, è fatto apposta. Bello, pensavo fosse più piccolo, in realtà no, è veramente bello. Ho preso anche un po' di prosciutto crudo e un melone, ma non so se li faccio adesso, perché adesso ho un po' di fretta perché è già mezzogiorno e 10, quindi penso di fare un po' di carne e un po' di verdura. Mi è arrivato il pacco che ho ordinato l'altro ieri da Amazon. Siccome ho usato il servizio Amazon Prime, che è gratuito per un mese, il primo mese, mi è già arrivato il pacco. E ho cose per i capelli perché qua in negozio costano troppo e quindi ho deciso di prendere su Amazon le tinte, una decolorazione e una tinta ho preso, e ho preso quello per togliere il colore giallo dai capelli biondi quando sono decolorati. Ecco. Sta arrivando il temporale. Sono penso le 9 di sera. Un po' nero. Di qua invece è già passato. Cioè sta solo piovendo. Vi auguro una buona notte, ci vediamo domani. La pioggia. Ciao. Buongiorno, buon venerdì. Ultimo giorno del weekly. Vi faccio vedere dei cambiamenti. Non fate caso a questo tagliere sul burro. Non sapevo dove metterlo e quindi l'ho appeso là. Sì, lo so. Se finisco di decorarlo, allora potrei anche lasciarlo lì. Vabbè. Allora, ho fatto dei cambiamenti qui nella zona computer, zona creativa. Ah, ecco, ieri vi avevo fatto vedere la sistemazione, poi ieri sera ci ho aggiunto anche Winnie Pooh che devo pulire, perché devo pulirgli il pelo un po'. Ecco, poi qui ho lasciato com'era e partiamo da sinistra. Vabbè, le foto sono le solite. Ho messo qui la lampada con sotto questo tappeto che ho preso da Wish. Me lo aspettavo molto più grande, insomma, me lo aspettavo un po' più grande. E quindi, visto che era piccolino, ho deciso di metterlo qua. Lo vedrete comunque in un video Wish prossimo, a settembre penso. Poi, e mi piace così. Bello, non lo so, ma mi piace. Vabbè, qua c'è il filo della luce, non importa. Qui c'è l'altro filo della ciabatta. Ho mantenuto questa scatola qui. Sopra ci ho messo come si chiama? Il bruciaessenze. Qui è rimasto il foro, però non passano più i fili, perché i fili passano direttamente qui, nella fessura. E quindi almeno non si vedono i fili passati qua. Queste sono le batterie che ho caricato ieri. Lì ho l'audio, le casse del computer, lì ho le mie penne e le mie cose. Il quadrettino l'ho messo là. Questo è il cavo come si chiama? Della luce, della lampada, quella che uso per lavorare con le perline, che è attaccata al computer direttamente. L'altra scatola l'ho messa qui perché non mi piaceva più lì. Senza farlo apposta è alta come il mobile e quindi ho fatto una sorta di continuazione del mobile. Il computer è sempre qua, l'ho solo spostato più verso destra. Lì c'è il telecomando del monitor, della TV. E qui invece ho messo il computer, lo schermo l'ho messo qui. Vabbè, qua ci sono i foglietti block notice. Il monitor l'ho appoggiato su questa base che gira, quindi se ho bisogno di girare il monitor, se sto lavorando al computer, me lo giro verso di qua praticamente. E quindi ho fatto così. Mi piace come sistemazione, è un po' diversa, ogni tanto ci vuole. E qui ho lasciato
le cassettiere. Questa cassettiera l'ho vista domenica quando sono stata al Lidl, quindi se provate ad andare al vostro Lidl, a chi interessa questa cassettiera, forse c'è ancora, non lo so, però domenica c'era ancora. E niente, quindi questo è lì il cestino solito. Questa è la sistemazione che ho dato ieri e mi piace di più. Ecco fatto, vi ho fatto vedere un po' di cambiamenti. No, perché ieri volevo spostare, perché non mi piaceva più quella situazione del computer lì, mi occupava troppo spazio e quindi ho deciso di fare anche la scatola, occupava troppo spazio, quella dove avevo appoggiato sopra il monitor. E quindi volevo cambiare. Adesso ho messo a caricare un video e spengo il mouse, spengo il monitor e lascio caricare e vado a fare la mia colazione. Ieri sera ho messo anche lo smalto, questo è della Rimmel London, è bellissimo. Finalmente ieri sera ho detto, boh, metto lo smalto, l'ho messo anche sui piedi. Ecco, che bello che è, mi piace molto come colore, azzurro. Il piccolo sta giocando con la sua borsa e ci dovrebbe essere anche il topo. Ah sì, c'è il topolino. È pazzo. Adesso vado a fare il letto, Panna lì che mi aspetta. È mezzogiorno, sì, è già mezzogiorno. E ho visto ieri ero entrata nel sito Avon e avevo visto che praticamente posso ancora accedere con i miei dati e quindi probabilmente posso anche fare un ordine. Di conseguenza, siccome a mia mamma servivano delle cose con le quali si trova bene di Avon, a me serviva la matita per gli occhi, che io veramente la adoro, a mia nonna servivano le creme per il viso e quindi ho detto vabbè, provo a fare un ordine. Ho preparato 2 piatti di melone prosciutto, uno per me e uno per Franz. Io penso di mangiare solo melone prosciutto perché già mi riempie quello, però mio moroso ha bisogno di mangiare un po' di più e quindi faccio anche la pasta. E se non la mangia comunque ce l'abbiamo per stasera. Adesso sto aspettando che finisca una lavatrice e pomeriggio, boh, chi lo sa cosa farò. Purtroppo quella pasta lì che vi ho detto che facevo, l'ho messa nella pentola, solo che si è praticamente sciolta perché mi sono persa e niente, si è scotta, praticamente è distrutta, è disfatta in 20.000 pezzi. Quindi ho dovuto rifare la pasta e questa volta ho fatto quella normale ed è venuta giusta. Adesso l'ho già condita e l'ho sfreddata, quindi adesso la posso mettere via in frigo e quindi questa ce l'abbiamo per stasera. Bella condita. Ah sì, ecco la mozzarella, mi pareva che non si vedesse. Comunque, adesso me la metto, la copro col cellophane e la metto via in frigo. Scusate la qualità video perché è buio praticamente. C'è un temporale, meno 20 alle 5. Io oggi ho editato il weekly perché ero rimasta indietro tipo a martedì, mercoledì. Oggi cos'è? Venerdì? Insomma, ero rimasta veramente indietro con il weekly e quindi ho dovuto editarlo tutto, quasi. Ho editato il video sulla gita che ho fatto l'altro giorno e sono soddisfatta abbastanza del risultato, tranne io che parlo sempre, veramente. Dovrei parlare meno spesso in quel genere di video, però boh, mi viene da parlare. Anche perché poi dico cose, le ripeto. E vabbè, oh mamma, c'è proprio temporale. Vabbè, ho dovuto staccare tutto, quindi sono proprio nel silenzio totale della casa. Panna si è messa qua di fianco a me. Vero Panna? Ci sto lavando tutta perché è nera, è tutta nera, è sporca. Ha un'unghia che devo andare a fargliela tagliare perché io non sono capace. Devo andare a fargliela tagliare, poverina, perché è troppo lunga, non riesce a tagliarsela lei. È diventata lunghissima, solo che ho paura che poi facendole il giro vada nella pelle, perché è proprio quasi a cerchio. E quindi devo fargliela tagliare, no togliere, tagliare. Vi ringrazio per aver guardato questo weekly, spero vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia come sempre e non ho fatto vedere granché, ma boh, spero vi sia piaciuto lo stesso. Ho sempre mal di testa, quindi adesso vado a prendermi qualcosa
E ho testato la tachipirina per il mal di testa, ma non funziona assolutamente a me, non funziona proprio niente. Vado a fare merenda perché ho fame, vi saluto e vi aspetto al prossimo weekly nel buio del temporale. Ciao!